l'11ª edizione della Notte Nazionale dei Licei Classici. Il Liceo Virgilio partecipa come ogni anno a questa kermesse importante dove gli studenti portano in scena diverse performance, da teatrali, musicali, anche rappresentative, piuttosto che scientifiche, linguistiche. E il tema di quest'anno, dell'11ª edizione, è dedicato al Mediterraneo, Mediterranei. Mediterraneo non soltanto da un punto di vista geografico, quindi terra-mare, ma anche dal punto di vista dei sentimenti, la nostalgia, la memoria, quindi terra di inclusione, di scambio, terra di guerre, di conflitti, terra di esclusione, terra in cui negli anni passati ci sono stati conflitti importanti, terra in cui le religioni si sono anche incrociate, dando vita anche a un sincretismo religioso importante, mare che ha visto conflitti nel passato e che purtroppo vede ancora oggi gli immigrati morire nel trasferirsi dalla loro terra verso l'Occidente. Quindi appunto il Mediterraneo come simbolo di contrasti e opposizione, ma allo stesso tempo come sinergia e inclusione. Mare Nostrum, Mare Interno, Ezzansa, Stromezzo More, Mittelmeer, Detimestre. Sono tanti i nomi con cui il Mediterraneo, questo specchio d'acqua prodigioso, viene indicato. E questa diversità nelle denominazioni traspare anche nella biodiversità marina e nella varietà delle peculiarità culturali dei singoli popoli che abitano intorno al Mediterraneo. Il mare Mediterraneo infatti offre ospitalità ad oltre 17.000 specie marine. Contiene infatti il 7,5% delle specie marine presenti su tutta la superficie marina terrestre. Parlo di pesci. A me piacciono i pesci, a te? Tutti i giorni, stessa ora, lui va al mare. Anche se si annoia, non sa cosa potrebbe fare senza questa routine. Perciò, in fondo, gli piace potersi annoiare tutti i giorni allo stesso modo. Questa sera noi abbiamo coinvolto tanti studenti del nostro liceo, che compresi sia delle classi del liceo classico sia nelle classi del liceo linguistico, sono studenti sia del biennio che del triennio e sono tutti studenti che si sono attivati in varie modalità. Abbiamo un gruppo importante di studenti che si è offerto come volontario per sorvegliare le aule e anche per dirigere e accogliere i flussi di ospiti che arriveranno durante questa serata, ma soprattutto abbiamo tanti studenti che hanno deciso di partecipare attivamente alla gestione delle attività didattiche proposte dai nostri docenti. Il mio padrone anfitrione ha pensato bene a quest'ora della notte di mandarmi a controllare la casa ora che siamo tornati dalla guerra. È così infelice la vita di un servo, specialmente se il proprio padrone è uno ricco come io. Ma sentilo questo, sentilo come si lagna. Sarei io a dovermi lamentare che sono sempre stato libero, ma stanotte sono schiavo di mio padre. E si lamenta lui che è schiavo cenato. Ti prego, Almena, ti scongiuro, perdonami, non essere arrabbiata con me. Io non sono come tu mi hai definita traduttrice e adesso io me ne vado da questa casa, non ti voglio più vedere. Non mi vuoi accompagnare? Perfetto, me ne vado da sola, oppure mi accompagna tu, dici, Aspetta. Se vuoi giurerò che mia moglie è innocente, se non è così sia Giova a punire Anfitrione per l'eternità. Adesso ci affidiamo che l'idea. Io non ti mento, lei lo
giovani sanno? Non sei più arrabbiata con me, vero? Guardano in generale il tema del Mediterraneo, visto come mare e ponte di unione tra terre e culture diverse, nei quali i nostri studenti hanno collaborato con gli insegnanti delle loro materie curricolari.